lo ricordate il codificatore, quello del codice della regola, che mai nessuno si è sognato, perché in questa città abbiamo avuto anche un soggetto che si è piccato anche della presunzione di voler creare il codice delle regole. E caro sindaco, noi oggi siamo all'epilogo di quella vicenda politica. Oggi si sta pagando lo scotto del fallimento di un'idea scellerata che nel maggio del 2007 ha preferito creare voragini, fratture, ferite insanabili nella città, spaccare in due questa città piuttosto che ragionare e far prevalere la politica. Qui si continua ad andare avanti con i veti personali, con le imposizioni, con se c'è quello non ci sono io, no quello non ci deve essere. Questo non è volere il medici.